Sappiamo insomma di queste macchie che potrebbero essere da gocciolamento e poi questa gora, questa pozza di sangue un po' più estesa che insomma purtroppo fa molto pensare, ecco, quindi, però ecco, il video è diciamo, la prova del 9 più importante, ecco, quindi a quel punto il match col sangue è presto fatto, ecco. Però aspettiamo ormai diciamo, gli esiti senza appunto come dire, divulgare notizie che potrebbero rivelarsi infondate, ecco. Alla luce del video che riprende l'aggressione a mani nude di Filippo a Giulia, il criminologo dell'associazione Penelope che segue la famiglia Cecchettin non perde le speranze. Noi cerchiamo Giulia, ovviamente speriamo che sia viva per riportarla di nuovo qui a casa, quindi non escludiamo nulla di sicuro, ci sarebbe stata questa aggressione che insomma non fa sperare bene, quindi è possibile insomma, che la cosa possa essersi aggravata nel corso delle ore, però non abbiamo nessuna certezza riguardo proprio a quello che potrebbe essere lo stato di salute oggi di Giulia. Giulia è ferita, ma potrebbe essersi ripresa e in ostaggio di Filippo che sembra spostarsi di notte quando è buio e rimanere fermo di giorno. Non abbiamo nessuna informazione riguardo a questo movimento, certo è però che una macchina non scompare nel nulla, ecco, quindi la macchina deve essere anche trovata, cercata perché insomma non può evaporare. Più passano i giorni, più sembra un percorso premeditato, non ci sono pagamenti elettronici né prelevamenti. Se la destinazione fosse realmente l'Austria, per Filippo non era una strada sconosciuta. Con Giulia erano stati a un concerto proprio in quelle zone. Avevano acquistato i biglietti da fidanzati, poi si erano lasciati e al concerto erano andati separatamente. Lui in auto, lei in treno. Altro elemento che farebbe pensare a un percorso conosciuto. E mentre le ricerche continuano, arriva un nuovo appello diverso dai precedenti. Al vicinato del parcheggio in cui si sia verificato questo episodio di questa prima deposizione di questo soggetto, qualunque altra persona, noi siamo sicuri che anche altre persone abbiano avuto modo di sentire, ascoltare o vedere quello che ha visto anche questa persona e sentito anche quest'altra persona. Dateci un riscontro, magari anche in modo del tutto anonimo, inviando una lettera, inviando un'email, insomma come ritenete più opportuno, perché un'ulteriore conferma di quanto accaduto per noi può essere importante.